E allora, eccoci ritornati qui. Allora, diamo ancora voce ai telespettatori. Facciamo ancora qualche telefonata perché sono tanti, sono in lista d'attesa e giustamente vogliono dire la loro. Dovremmo avere il signor Maurizio in linea. Sì, buonasera. Buonasera signor Maurizio, lei chiama da dove? Da Dolo, provincia di Venezia. Prego. Salve, io avrei un'idea praticamente un pochettino particolare. Chi ha combinato tutti questi scompensi nel mondo arabo? Con quali criteri si pensa di risolvere una soluzione del genere? Se non ricordo male è stata proprio l'America con la finta democrazia a conquistare territori non suoi. Non è stato nessun altro. Si cercava Bin Laden, era un ex CIA, Gheddafi, un altro terrorista, Ahmadinejad, se ci ricordiamo bene. Cioè, loro hanno una politica tutta loro e adesso si cerca una caccia, un nemico che praticamente è invisibile agli occhi dei poveri cittadini, perché da noi si dice quando gli elefanti si fanno la guerra è sempre l'erba a rimanere schiacciata, e mi riferisco alle povere vittime francesi. Certo. E poi abbiamo dei terroristi che nell'attacco nel giornale hanno dimenticato il portafoglio in macchina, al Bataclan hanno dimenticato il cellulare. Cioè, io non riesco a capire un attimino, ma dietro tutto chi c'è, chi compra il petrolio, chi fornisce le armi? Sono domande che non hanno una risposta o non ce la vogliono dare, e questo è il vero problema. Certo signor Maurizio. Grazie. Grazie a lei. Filippi, il telespettatore ha dei dubbi sulla bontà, anche così, insomma, sembra quasi che siano delle situazioni che vengono create ad hoc, non solo dai terroristi, ma che ci sia una sorta di disegno. Quella del complottismo è un po' una linea di pensiero sì, che... io credo, no? che la dietrologia meriterebbe gli onori dell'Accademia, nel senso che meriterebbe di diventare materia di studio. C'è sicuramente qualcosa di poco limpido, ma è poco limpido per una ragione molto molto chiara, perché ci sono inconfessabili interessi economici dietro ogni guerra, e questa non è una guerra nel senso proprio. Non è vero che siamo in guerra perché dei terroristi fanno questo tipo di attentato, è vero che ci sono i terroristi perché abbiamo fatto le guerre prima, quindi è chiaro che tutto questo muove degli interessi economici di un certo tipo. Quello che è drammaticamente sconcertante è che siccome dietro ogni guerra ci sono degli eserciti e ci sono comunque dei fondi che vanno ad alimentarli, non si è mai visto un esercito che sta in piedi. Cioè, la storia delle nostre banche nel Medioevo nasce come finanziatori dei sovrani che andavano in guerra o che tentavano esplorazioni particolari. Allora io mi chiedo, ma è possibile che non ci sia la capacità da parte dell'Occidente, chiamiamolo così per un momento, di fare delle attività di indagine per profilare come si alimentano questi personaggi? Sono stati stimati capitali nell'ordine di 1 miliardo di dollari, qualcuno dice 2 miliardi. E quello che è certo è che ci sono centinaia di migliaia di barili di petrolio che ogni giorno vengono ricettati, ricettati sul mercato internazionale, perché questi offrono il petrolio a un prezzo più conveniente. C'è qualcuno che ha interesse a comprarlo. E poi comunque ci sono via. anche degli stati che finanziano, lo stesso Putin al G20 ha battuto i pugni sul tavolo, ha detto qui c'è qualcuno che fa, allora, che fa il doppio gioco. Allora, no? Che ci sia, e non occorre che lo dica Putin, forse perché insomma, che non ci sia proprio, diciamo, ecco, non parlerei di dietrologia in senso assoluto, però c'è qualcosa di evidentemente poco limpido che non si vuole che si veda, che è però in filigrana a tutto quello che accade oggi. E non mi pare di vedere da questo punto di vista dei particolari sforzi dell'Unione Europea per certi punti di vista, ma anche ogni singolo Stato. Noi non dimentichiamoci che Finmeccanica ha pagato valanghe di tangenti per rifilare elicotteri piuttosto che armamenti a questi paesi, quindi poi insomma, certo, poi comunque anche se non le vende direttamente poi ci sono delle triangolazioni che permettono alle armi e agli armamenti di arrivare dove non dovrebbero arrivare, o comunque poi insomma il parallelo non è proprio così, stride un pochino, però
l'immigrazione italiana in giro per il mondo non è che è andata in modo indolore dappertutto, ecco. Vorrei dire che siamo Qualche stati, problema c'è sì, stato. ancora oggi chi va negli Stati Uniti o chi va in Germania, io ho avuto un'esperienza di studio di qualche anno in Germania, insomma, all'inizio non è stato così facile farmi accettare. Ecco, per cui i luoghi comuni per quello che è stato il nostro pregresso trascorso, storico, certo, quindi certo. io starei attento a dire noi e loro. Non è certo. proprio la formula più opportuna per cercare di creare una società di valori condivisi. Certo. Abbiamo il signor Giancarlo che è in attesa di intervenire. Buonasera signor Giancarlo, lei chiama da dove? Buonasera, parlo da Mestre. Prego. Buonasera, saluto lei e direttamente i suoi ospiti. Diciamo che sono un pensionato da poco, ormai ho dai miei 62 anni, però direttamente... È stato fortunato che è andato in pensione. E Napolitano, che li ho conosciuti negli anni 70, è stato bello perché era un attivista. Mi è sempre piaciuta la politica, però dispiace che dopo è diventata un po' a semo aperta in veneziano. Il fattore di oggi cosa è successo? Diciamo che negli anni 60 la Libia ha mandato a casa gli italiani con i suoi stracci. Tutto direttamente gli altri paesi africani hanno spedito i francesi con i loro stracci. Adesso, oggi come oggi, non serve fare una guerra, basta rispedire tutti loro a casa sua. Basta. Non serve fare tanto casino. Cioè, non è cattiveria. Sono d'accordo che forse per loro è un'offesa, o anche direttamente per i vostri persone che sono sedute da voi. Però personalmente ho detto, signori, rispediamo tutti a casa sua, come hanno fatto loro negli anni 60. È stato chiarissimo. I signori lo sanno benissimo. È stato chiarissimo. Vuole aggiungere qualcos'altro? Direttamente mi dicano no, non è vero, e cerchiamo un attimino, perché ora cominciamo ad andare un attimino sul cattivo. Beh, non è bello, dispiace. Benissimo, Quello benissimo. che è successo, questo si sapeva già 20 anni fa. Grazie, grazie del suo intervento. Grazie. Mi scusi, ma siccome abbiamo altri telespettatori in attesa, facciamo ancora una. È una signora. Buonasera, da dove chiama? Il suo nome? Buonasera, prego, prego. Buonasera Katia da Verona sempre, buonasera a tutti. Buonasera a lei, prego. Io sono dalla Somalia e vengo da un paese 90% musulmano. E io sono dolorato, sono contro questi attentati e sono vicina alla famiglia di Valeria, e non è vero che tutti i musulmani sono terroristi, perché mio figlio ogni anno fa la presepe a scuola, casa mia c'è la croce, c'è la Madonna, c'è il barocco, lo sa. Non si può dire che tutti i musulmani sono uguali, perché io grazie a Dio sono nato sotto un governo dove il presidente del mio paese si è laureato in Italia 50 anni fa, mi sai, e poi San Pietroburgo in Russia, e lui ha dato libertà a tutti, che la mia famiglia non sono studiato il Corano, cioè, ho provato ma ho detto che non capisco niente perché arabo ho scritto. Poi no, non è che mi piaceva tanto, non è perché il Corano è cattivo, anzi il Corano dice che uccide una persona ha ucciso l'umanità. C'è qualche imam pericoloso, forte, bisogna andare a vedere, ascoltare e mettere in galera. C'è quelli buoni, perché io da bambina quando eravamo qualche volta andavamo a ascoltare, c'erano quelli che predicavano male e quelli no, e il governo metteva in galera, perché andavano poliziotti borghesi, ascoltavano, registravano cosa diceva imam e lo mettevano in galera se lui predicava odio, male agli altri.
E poi non ho capito, un giornale italiano ha scritto tutti islamici parolacce ha dato. Sono rimasto un po' male perché Certo. ho detto cavolo, non tutti i musulmani sono bastardi, cioè scusate parole, no? Cioè mio figlio fa le presepe tutti gli anni, non perché è italiano, perché poteva anche dire non escludi altre religioni, segui la mia, ma io non lo so neanche la mia quale, quindi mi dispiace, gli attentati che fanno questi terroristi sono Hitler loro, anzi come Hitler è uguale, al mio paese c'è gente che le hanno tagliato la lingua perché non sanno pronunciare il Corano. Se io vado adesso che non so neanche il Corano che cos'è, mi hanno detto che mi ammazzeranno, non loro, mi hanno riferito altri. Poi ho chiesto i somali, quelli che lo sanno bene il Corano, ma come mai queste cose qua, il Corano è così cattivo? E allora mi hanno detto no, perché il Corano c'è scritto 77 parti si divideranno tra musulmani, addirittura 77, di Al-Shabaab, di ISIS, di Boko Haram, califi, non so, quelli altri sceiti. Quindi prima vittime sono musulmani. Poi noi dobbiamo unirsi tutti insieme a combattere questi genti, mandarli in galera, signora Katia, fare qualcosa, tutti insieme, perché siamo in stessa barca tutti. Buonasera, grazie. Buonasera, chiedo scusa, Grazie. ma purtroppo abbiamo ancora un'altra telefonata, l'ultima è la signora Michela e dopo rispondiamo alla signora Katia da Verona. Signora Michela, buonasera. Buonasera, sintetizzo qualche domanda per gli ospiti, Grazie. però vorrei una risposta cortesemente. Intanto comincio da Don Albino Bizzotto che ha detto che ormai il mondo è solo. Sì, Don Albino Bizzotto, il mondo è uno solo, però mi consta che è diviso in territori, stati, culture, lingue e quant'altro molto diversi, religioni molto diverse. Perciò a mio parere, a mio modesto giudizio, non si può imporre nessuna integrazione, perché l'integrazione per primi non la vogliono gli extracomunitari che arrivano qui, perché arrivano già con il loro bagaglio culturale, religioso, di loro vita, di loro modo di vivere, che non è peggiore o migliore del mio, ma è anni luce differente, e non si può imporre neanche una multicultura, perché una multiculturale vorrebbe dire una babele di gente che vuol prevaricare altra gente, e questo non è possibile. Io chiedo al signore ospite che è stato sequestrato dai... Salviato. Gianluca Salviato. Esatto, volevo chiedere, io ho sentito una sua intervista appena l'hanno rilasciato, e lei ha detto che questi maomettani, musulmani, terroristi, non so come li vuoi chiamare, gli hanno chiesto se era cristiano, se era ateo o se era qualcos'altro, e lei ha sempre detto di essere cristiano. Giusto? Sì. Mi chiedo e mi domando come avrebbero reagito se lei avesse detto che era ateo, laico, agnostico. Probabilmente l'avrebbero sgozzato, ma chi lo sa? Questo non lo so, signora. Io le auguro ogni bene, perché è arrivato sano e vegeto intanto. Un'ultima considerazione volevo farla per l'ospite curdo, mi sembra sia un giornalista curdo. Io ho fatto questa domanda molte volte e nessuno ancora mi ha risposto. Cortesemente, se vuol rispondermi lei, che penso sia della materia esperto, ovviamente più della sottoscritta che è ignorante. Io sento sempre parlare di sciiti e sunniti, ma mi consta ci sia anche una corrente salafita che è molto ortodossa, molto fondamentalista, e di cui mi si dice che anche a parte di questa corrente salafita faccia parte il popolo marocchino. È vero o no? Grazie. Grazie alla signora Michela. Allora chi comincia? Io stavo leggendo dei dati statistici sul terrorismo. Allora, la Francia negli ultimi 20 anni, dal 94 in poi, ha subito 225 attentati.
Storicamente il gruppo più attivo è il Fronte Nazionale Corso. Non ho mai visto attaccare la Corsica, bombardarla, quello come sta facendo ora. In Italia ci sono stati 138 attentati terroristici, ne siamo venuti fuori bene. Non mi sembra che ci sia stato il panico, la guerra di religione o qualcosa. Erano tutti italiani, principalmente. Certo. Ci sono anche attentati mafiosi, attentati politici, attentati... Certo. Il terrorismo va Certo, analizzato spazio, nella certo. sua vera matrice. E comunque, come diceva, mi sembra la signora Katia da Verona, effettivamente la maggior parte delle vittime sono proprio musulmani, la stragrande maggioranza delle vittime. Allora c'è ancora Don Albino e Schurme. Inizia Don Albino? Vorrei agganciarmi, anche non perché la mia risposta è quella che conta, ma per fare una considerazione insieme. Mi interessa molto di più quello che viene condiviso più che aver ragione o torto, e cioè noi parliamo di un attentato e mettiamo in discussione tutto il mondo della convivenza. Salta tutto. Allora la mia domanda è, ma ormai da 30 anni in Italia stiamo convivendo con qualcosa a Padova, mi pare siano 120 etnie. Ma buttiamo via tutto questo patrimonio di convivenza perché c'è stato un attentato di ragazzi in Francia, a Parigi, odioso, crudele, brutto, premonitore, mettiamoci tutti gli aggettivi che vogliamo, ma la realtà che viviamo ogni giorno è una realtà di scontro con i musulmani o è ricerca di lavoro, è ricerca che i figli abbiano da vivere una vita diversa e una vita migliore di quella che hanno avuto i genitori? È il tentativo di trovare un modo per sopravvivere anche qua, anche in mezzo alla crisi per cui siamo in difficoltà a pagare le bollette italiani e non italiani, certo. Siamo in difficoltà ad affrontare la concretezza della vita ogni giorno. Lei ne sa qualcosa perché... Ognuno con le sue diversità, perché ha ragione la signora, ma le diversità, ci sono parole nelle diversità che vengono capite benissimo, perché quando tu accogli bene una persona, la tratti bene e l'aiuti nel momento del bisogno, quella parola si capisce benissimo e funziona. Il problema è se noi vogliamo avere ragione e dominare, se vogliamo che gli altri stiano a quello che vogliamo noi e che non ci tocchino perché noi siamo così. Quello è un altro discorso. Certo. Su questo il mondo cambia molto velocemente. Poi c'era l'altra cosa, il Papa ha toccato un altro elemento. Con la scusa di equilibrare le economie c'è qualcuno che si mette in tasca i soldi e ne fa quello che vuole per sé. È il mondo di coloro che ricercano la ricchezza. È tempo che forse ci aiutiamo insieme a scoprire che se 84 persone a questo mondo hanno una ricchezza superiore a quella di 4 miliardi di persone, un autobus di persone di fronte a 4 miliardi, non prendiamocela qui 4 miliardi e fermare i più poveri perché gli 84 sono noi, non sono noi gli 84. Sarebbe tempo che cominciassimo, come diceva prima Silvano, che cominciassimo a decodificare i dati e fare un'intelligence non soltanto di quelli che devono scoprire, quelli che deviano, ma l'intelligence anche per noi altri, di capire che la necessità che abbiamo di lavorare per la vita. Allora, lavorare per le armi vuol dire lavorare per la ricchezza, lavorare per la terra e con la terra significa lavorare per la vita. Certo. Forse qualcosa di nuovo potrebbe nascere insieme, perché non possiamo fare distintamente. Ok. Sì, rispondo subito alla signora. In pratica i due confessioni principali dell'Islam, sunniti e sciiti, in pratica la scissione all'interno della religione islamica nasce proprio dopo la morte del profeta, che aveva lasciato il testamento che uno dei califi, che era Abu Bakr as-Siddiq, che doveva prendere al suo posto, cosa che i parenti non volevano perché volevano Ali, che era il cugino, cosa che dovevano applicare il testamento del profeta, cosa che non è stato fatto, e da 1400 anni c'è questa guerra perenne tra sciiti e sunniti, e all'interno dei sunniti sono nati i salafiti. I salafiti è la parte più integrale e fondamentalista dei sunniti, perché ricordiamo che la maggioranza i musulmani sono sunniti e la minoranza è sciita, e che poi la parte, diciamo, che consistente si trova in Iraq
in Iran. Perciò, per rispondere alla signora, i salafiti sono in pratica, anche l'ISIS fa parte dei salafiti, sono dei fondamentalisti più di quelli che già esistevano all'interno del mondo sunnita. E volevo dire anche una cosa che è molto importante per quanto riguarda il discorso proprio della religione, perché ricordiamo il discorso, questo discorso del terrorismo non c'entra niente assolutamente l'Islam. Io lo dico da persona laica e appartengo anche a un popolo molto tollerante, perché quando si parla che non ci sono le chiese nel mondo islamico, assolutamente non è vero affatto, perché basterebbe andare anche nelle zone del Kurdistan, per esempio, per vedere le chiese nei quartieri accanto alle moschee. Questo dipende, perché generalizzare porta proprio l'errore, a commettere l'errore, perché quando si pensa a 1,5 miliardi di musulmani bisogna pensare alle culture, è un mosaico di storie, di culture, perché basterebbe pensare che nel cuore dell'Europa Kosovo, Albania sono paesi musulmani, sono nel cuore dell'Europa, e arrivare all'India, alle Filippine, alla Cina, all'Africa, perciò ogni popolo ha una sua interpretazione anche per quanto riguarda l'Islam, perciò non generalizzare veramente si fa un favore ai terroristi, certo, ai fondamentalisti. A questo credo che sia molto importante a tenere conto, perché oggi come oggi, quando si parla dicendo musulmani, perché poi essere musulmani non è un'identità etnica, perché io posso essere italiano, cristiano, buddista, induista, cattolico, protestante, cioè, posso essere, solo che sono italiano. Come curdo posso essere qualsiasi cosa, cioè non è una identità nazionale, è un'identità religiosa, e che la persona è libera. Veramente io sempre sono imbarazzato a parlare, perché è una cosa talmente personale, quello della fede, che credo che è fatto mettere in discussione. Certo. Però Albino, brevemente, perché finisco subito. Da questo punto di vista altri. però anche i musulmani qui mettersi a non dare le moschee, non dare i permessi religiosi o altre cose, è un discorso antistorico, ma smettiamola, garantiamo i diritti a tutti quanti, anche i diritti religiosi, la rivendichiamo la libertà religiosa per tutti, non solo per noi. Certo. Silvano Filippi, i telespettatori vogliono essere rassicurati. Qual è la situazione nostra? Ma io voglio dire, evidenze. Io credo si sia dimostrato che tutto ciò che si è mosso in questi ultimi anni, vorrei dire, al di fuori dei rigorosi binari della legalità nel mondo del radicalismo, è stato intercettato. L'indagine conclusa 10 giorni fa, certo, prima degli attentati, dei fatti di Parigi, insomma, è una delle indagini che dimostra quello che vado dicendo. Poi ecco, mi accodo, ricordiamoci che la caratterizzazione religiosa del terrorismo nasconde sempre qualcos'altro. Abbiamo avuto nel cuore dell'Europa capitalista decenni in Irlanda, in cui c'era lo scontro tra cattolici e protestanti a proposito di divisioni in microcosmi religiosi nell'ambito delle medesime confessioni. In Germania convivono tranquillamente, non so se 6 o 7 diverse correnti del cristianesimo. Ecco, io dico, non facciamoci spaventare da queste cose. Nel Veneto ci sono 4 milioni e mezzo di abitanti e 550.000, credo, se non vado errato, stranieri. Comunità cristiane, comunità di origine islamica. Ci sono 50.000 imprenditori stranieri che danno lavoro a italiani. Ecco, io credo che questo sia un dato che dimostra la straordinaria possibilità che offre l'incrocio di culture e così di spirito anche imprenditoriale al nostro paese. È una risorsa.
Certo. È una risorsa e noi dobbiamo sfruttarla questa risorsa. Non diamo seguito ai falsi predicatori della verità unica costituita, perché questo rappresenta il più grande. Quando uno dice io ho ragione, tu sei l'altro, siamo già all'inizio di uno scontro. Certo. Matteo Scialpi, l'importanza dunque, no? Di come viene comunicata la cosa. Beh, questo è Che si presta... sicuramente l'enfasi che viene data a una notizia piuttosto che ad un'altra dà una percezione del pericolo piuttosto che della sicurezza. Quindi io credo che i giornalisti dovrebbero assumere una responsabilità nel comunicare con equilibrio e con liberandosi dall'emozione personale, cioè il giornalismo asettico, raccontare la notizia e non interpretarla, parlare di terrorismo e associarla alla matrice religiosa mi sembra una grande... Beh, se non altro in questa occasione finalmente è uscita appunto anche una, come dire, una fase di autocritica comunque. Non immediata. Non immediata, certo che cioè, non immediata. I primi commenti che sono stati fatti a caldo il giorno dopo erano tutti quasi inneggianti alla crociata contro l'Islam. Come dicevamo prima, l'Islam è una religione, è un fatto personale di come uno interpreta. Ma vorrei ricordare come il fondamentalista cristiano che in Norvegia ammazza 87 persone, come la mettiamo? È un matto o è un cristiano estremista? Certo. Salviato, allora innanzitutto il libro lo troviamo in You Can Print, che è una piattaforma internet, lo si può ordinare o scaricare in ebook, o se no lo si trova in edicola, basta ordinarlo in libreria, sempre You Can Print. Quella mattina sulla strada di Tobruk. Di Francesco Cassandro e Salviato Gianluca. Lei in cerca di lavoro andrà all'estero? Tornerà all'estero? Credo che tornerò all'estero. Per adesso non nel Maghreb, non in Libia, perché non vorrei che magari dicono quello è già esperto, lo prendiamo e fa un altro giro. Aspettiamo un po' che si metta a posto, penso verso i paesi dell'est. Il rapimento quanto è pesato fisicamente? All'inizio è pesato tanto perché io ho perso 9 kg da quando mi hanno rapito. Sono tornato a casa che ero disidratato, quindi ho avuto problemi con la bocca perché mi hanno picchiato, quindi sono stato picchiato abbastanza, ho perso quasi tutti i denti sopra e sotto. Adesso stiamo cominciando a metterli a posto e quelle cose lì. Psicologicamente fisicamente è pesato parecchio, però sono riuscito a recuperare. Psicologicamente stiamo recuperando abbastanza bene, piano piano. Qualche volta, soprattutto quando capitano fatti eclatanti, c'è stato il rapimento di 4 colleghi in Libia e l'uccisione di Giovanni Loporto e quelle cose là ci ha pesato parecchio, e anche l'attentato ci pesa a livello psicologico parecchio. Bene, grazie per essere stato qua con noi. Grazie. Professor Casen. Allora, una guerra, un conflitto comunque che inizia forse sotto i peggiori auspici, il rischio di andare a infognarci, mi passa il termine, e dar vita a un altro Iraq, a un altro Afghanistan, dove se ne viene fuori. Credo che sia un conflitto che aumenterà di dimensioni, ma non certamente per colpa di una decina di drogati, stupidi, che si dichiarano musulmani, ma che hanno poco di questo. Quello che mi preoccupa è Hollande, mi preoccupa molto di più. Quanto alle guerre e alle stragi, vorrei ricordare che all'indomani del Concilio di Trento ci fu la guerra dei 30 anni. La Germania, contro cui veniva fatta questa guerra, passò da 20 milioni di abitanti a 4 milioni e si salvarono perché si nascosero nelle foreste e riemersero quando le cose erano un po' più tranquille. Quindi di guerra e religione siamo degli esperti, non ci venissero a raccontare nulla. Che poi abbiamo necessità di creare il fumus, su cui poi nascono tutta una serie di conflitti che non vanno, come dicevano prima i nostri ospiti, non vanno a vantaggio della gente, ma va a vantaggio soltanto delle multinazionali. Questo ormai è chiaro e inscindibile. Direi che ci vorrebbe un po' più di buonsenso, ma soprattutto io spero che i francesi, se Hollande va sempre avanti in questa direzione,
tra poco ci saranno siamo sotto elezioni, che sappiano scegliere un rappresentante che sia un po' più democratico e che rappresenti veramente quella libertà e fraternità che ha generato la grande rivoluzione francese. Bene, ci fermiamo qui. Volevo dire solo una cosa molto velocemente, proprio riferendo a quello che diceva il professore, coinvolgere anche, non dimentichiamo, i paesi musulmani e le istituzioni islamiche, che la cooperazione islamica e la conferenza islamica sono due organismi molto importanti nel mondo islamico, non solo arabo, coinvolgere anche loro, perché è una guerra all'interno dell'Islam, perciò coinvolgendo loro sicuramente l'Occidente diminuisce il peso di questa guerra. Certo, grazie. Grazie ai nostri ospiti, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, ringrazio anche Stefano Fogato, che non so se sia ancora collegato, che abbiamo trascurato, ma abbiamo dato voce anche ai telespettatori che ci stavano seguendo. Stefano Fogato collegato da Parigi. Grazie ancora a tutti quanti voi, ci ritroviamo la settimana prossima, TV7 Match. Arrivederci, buona serata.